situazione oggi dopo questo grosso incendio che ieri è divampato qui nei magazzini dell'Omai? La situazione si può notare, la situazione ormai è del tutto sotto controllo, nel senso che l'incendio è estinto da diverse ore, ovviamente, e qui la nostra squadra è solo per presidiare, per evitare che persone possano entrare in questi locali e inoltre anche per dare assistenza ai tecnici del nucleo di polizia giudiziaria per le indagini di competenze e le verifiche tecniche di competenza. Infatti vi sarà personale tecnico che valuterà l'agibilità dei locali, ovvero il grado di danneggiamento del solaio e quindi la fruibilità dei locali al piano superiore o al piano inferiore, e invece vi sarà personale qualificato che valuterà le possibili cause di incendio, valuterà anche la modalità di propagazione, cercando di capire anche i motivi di questo sviluppo di questo incendio, ecco, di notevoli dimensioni. Ecco, come avete operato nelle prime ore ieri? Ma da subito le squadre intervenute, già arrivando e vedendo da lontano una colonna densa di fumo nero, ovviamente hanno chiamato immediatamente rinforzi che sono giunti dalla regione Veneto e anche dalla regione Friuli, e abbiamo operato con una lotta antincendio dall'esterno, in quanto già eravamo correnti che all'interno non vi erano alcun disperso, quindi non c'era un giustificato motivo per entrare all'interno per salvare persone, ma l'obiettivo era quello di salvare lo stabile, di evitare crolli di porzioni o anche dell'intero stabile. Obiettivo direi raggiunto, in quanto grazie all'azione dei vigili del fuoco il prodotto della combustione e l'energia termica che si è sviluppato non ha intaccato il piano interrato e il piano sopraelevato, il primo piano, e appunto grazie a questa azione diciamo che lo stabile non ha subito un livello di danneggiamento troppo elevato. Ecco, forse è ancora troppo presto, ma avete qualche ipotesi su come possa essere divampato l'incendio? È decisamente troppo presto, nel senso che dobbiamo ancora effettivamente mettere piede e ragionare sopra a quello che può essere la dinamica dell'incendio. Dal momento in cui verifichiamo la dinamica dell'incendio, verifichiamo le varie possibilità e anche con l'aiuto della videosorveglianza eventualmente, no, che potrebbe essere recuperata immagine grazie anche all'aiuto del nucleo operativo dei carabinieri, qui si potranno verificare le diverse ipotesi, siano esse accidentali oppure siano a seguito di un'azione di qualcuno.